si vede anche il passaggio di volanza. Speriamo, sì, esatto, che non passi qui come quando chiaramente si tengono le finestre aperte, no, che si fanno le nostre interviste e chiaramente per strada passa l'ambulanza, potrebbe succedere sì. anche qui su Canal Grande. Sì, Ecco, il sì, chef sì. ci voleva ricordare appunto questa cosa. Siamo nel contesto del Monaco Grand Canal, che è l'hotel molto bene Benetton, no? Sì. United Color of Benetton, al suo quartier generale, qui praticamente di fronte o di fianco, penso di fronte perché l'ingresso di Harris Bar è qui, Sì, di Messier Cipriani di rimpettai, e chi chiaramente vuole fare una bella esperienza anche nella parte esterna chiaramente ha l'alternativa sempre qui in questo posto epicentro gastronomico appunto da sempre, sì. possiamo dire dal secolo scorso indubbiamente, qui appunto a Venezia e finalmente ci ritroviamo con il nostro chef che rimane sempre presente nelle guide nonostante c'è chi va e viene, quindi sempre presente nelle nostre guide italiane ma anche internazionali come la Michelin e quindi Sandro Traini, si pronuncia Traini, così, ma va Traini, bene. Traini, però comunque quello che traina tutto, comunque Sì. adesso se vogliamo, quindi meglio dire Traini così, ecco, non, ecco, bene, 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 quindi il Covid è passato, ci siamo sentiti Alleluia. telefonicamente, Sì. abbiamo parlato anche col direttore che proprio durante il Covid è appunto arrivato, Sì. il giovane direttore tra l'altro anche dell'Hotel Monaco, mentre qui siamo al Monaco del Gran Canal, poi Sì. potrebbe arrivare, non c'è due senza il tre, anche Potrebbe, Firenze, adesso Firenze vedremo, potrebbe. vedremo come si chiamerà. Bene, allora Traini, quindi complimenti per questa cucina che resiste e viene anche presentata, devo dire, in maniera moderna. Quindi, Sì, ma quindi si cerca di fare un'unione tra il classico, sì, perché noi non facciamo voli tanto pindarici, sì. ma materia prima, devo dire, la migliore che riusciamo a trovare, la presentiamo in maniera moderna, ma sempre con dei gusti piuttosto classici. Quindi E forse un po' la nostra forza, perché non subiamo le mode, ecco, diciamo così noi. Del resto i nostri clienti questi ci chiedono e più che accontentare me cerchiamo di accontentare i clienti. Certo, certo, c'è questa concretezza che certe Sì. volte nelle esperienze gastronomiche un po' sparisce, che molte volte poi ci sono dei prodotti che vengono usati, so, topinambur che è una patata, Sì. praticamente sembra che ti porti in chissà che cosa, quindi il fatto di presentare qualcosa che non si conosce, che è di moda perché è saltato fuori, ma in realtà è una cosa, insomma, comunque nel caso del topinambur è un tubero, Un tubero, no, sì, per sì. dire, mentre il tartufo è un fungo, no? Sì, è sempre c'è chi non l'ha mai usato e adesso è andato in auge e noi l'abbiamo. Certo. Io lo uso da sempre, è sempre stato buono. Sì, sì. Non lo abbiamo celebrato, è una delle cose che usiamo. Queste cose povere che però hanno un gusto, qua si usano anche i cardi, queste cose un po' in disuso. Chissà se arriverà anche la moda del cardo. Cardo essere. Gobbo chiaramente, zona Alba, zona Piemonte chiaramente col tartufo chiaramente è l'ideale, ecco. Quindi so che tra l'altro io che vengo da Milano Marittima che tra l'altro lì è uno dei prodotti tipici nella versione mi sembra dolce, ci sarebbe il cardo anche di Cervia, Pinarella, queste zone a me care. Bene, bene, e quindi il direttore parlava di questo fritto. Spieghiamo qual è il segreto del fritto, dove ci sono anche dei vegetali, dove Sì. chiaramente quando mangi, che so, la zucchina a fette, senti chiaramente questa frittura, come i giapponesi la chiamano tempura, no? Sì. Questa cosa, dove praticamente mangi l'uno e l'altro, perché chiaramente la chips è piacevole, a croccantezza, Sì, però la deve croccantezza, chiaramente sì. essere alternata, penso sia questo il segreto, non dico l'umami, ma il segreto del fritto, di questo fritto che voi proponete. È una delle cose classiche che si fanno qui da sempre, a parte ovviamente la materia, la temperatura dell'olio, fondamentalmente la qualità dell'olio. È veramente importante. Poi noi, come da tradizione diciamo della casa,
lo mettiamo appunto con delle zucchine a rondelle fine, una cosa che io ho trovato e ho mantenuto, perché alcune cose giustamente vanno anche conservate, viene messe un po' a bagno nel latte, come tradizionale questa cosa, e poi viene fritto con un mix di semola e farina. Bene, quindi anche l'architetto Pondi, che è appunto mia moglie, che è vegetariana, chiaramente ha potuto provare questo, perché il fritto poi, come dire, può essere anche di carne piuttosto che di pesce, piuttosto che vegetale, quindi non pone limiti. Ecco, quindi può essere fatto nelle varie versioni. Ma lo chef cosa ci segnala invece fra i suoi piatti? Ma io, classici. Sì, no, ma io diciamo ho piacere a fare un po' tutto. Una cosa che mi fa piacere è che qui invece va parecchio anche la carne, chi se lo aspetterebbe, esatto. Non sta animale, ma invece noi facciamo soprattutto questo lo chiamiamo morbido di vitello, che è una copertina di spalla che viene cotta lungamente, a bassa temperatura eccetera, ed è tra i piatti, devo dire, più apprezzati pure da me, lo trovo veramente morbido, sostanzioso ma non pesante, è una delle cose che mi piacciono di più, a seconda della stagionalità di cambiamo la guarnizione, ma devo dire che va parecchio. Mentre sui dessert, visto che chiaramente poi è successo di un ristorante anche alla Sala, abbiamo il maître pluridecorato passato anche da Cristello all'Ambasciata, che mi ha consigliato ad esempio i dolci effettivamente al cucchiaio dal carrello, che effettivamente sono insuperabili, anche se chiaramente poi ci sono quelli che si possono, ci sono dei francesi di fianco a noi che hanno chiesto appunto che so, il tiramisù. Sì, che però è una versione diversa, è ghiacciato, diciamo così, viene fatto con una granita di caffè, un biscuit e poi quasi alla Pierangelini. Quasi. Che ha creato in effetti questo tipo verrine, no? Diverse consistenze che sono quelle del tiramisù, e chiude poi in cima con questa granita. Sì, perché in versione diciamo un po' più estiva, visto che qui ci vuole, dicono l'estate qua è anche un impegno mangiare in terrazza d'estate, è bello caldo, quindi qualcosa di fresco magari chiudere, visto che di suo il tiramisù sarebbe un po' grasso, compatto, bello sostanzioso, magari l'idea era che la granita poteva un po' alleggerirlo. Certo, infatti diciamo. Invece il resto dei dessert che lei ha al sedere del piatto sono veramente iperclassici, perché anche la tatin, a cui anche quello si farà sempre qui e ci teniamo molto. Quindi bene. E altre cose che possono essere nate in questi ultimi anni, anche periodo di Covid, di riflessione? Là più che la riflessione è stata dura ripartire, perché più che quello che facciamo è stato proprio come farlo e con chi farlo, perché è stato un periodo veramente duro per la ricerca di personale, forse un po' cambiato anche il paradigma nei giovani, il lavoro faticoso, manuale, è visto sempre meno volentieri, diciamo, dalle nuove generazioni. Si fa fatica a trovare, ci sono sempre gli appassionati eccetera, però un albergo così che fa dei numeri importanti, non siamo mica gli unici, abbiamo avuto un po' più di difficoltà a ricreare un team valido dopo questo periodo. Certo, perché chiaramente c'è sempre l'albergo molto capiente, la posizione tra l'altro strategica proprio all'imbocco di Canal Grande, e quindi bordo gondola, io lo chiamo così, insomma, poi effettivamente soprattutto a pranzo, perché il pranzo poi è fortunatamente all'ombra, si sta benissimo, è chiaro che se è caldo, ecco, quindi c'è poco da fare, però assolutamente delizioso. Tra l'altro stiamo parlando appunto di un ristorante con una buona capienza, e quindi sempre una buona presenza appunto di clientela, e in effetti come dire, anche se il nome è sempre quello dell'albergo, del ristorante, potrebbe sembrare, essendo tutto à la carte, un normale ristorante senza bisogno di avere gli alloggiati, poi in realtà praticamente sono molto pochi, vengono trattati allo stesso modo. Noi funzioniamo come un ristorante esterno. Però ecco, in effetti comunque quello che notavo a Venezia è questi grandi alberghi che non riescono ancora a prendere la stella Michelin, e devo dire mi dispiace, parte qualcuno chiaramente come Bartolini, che chiaramente è arrivato direttamente e ha preso in gestione il ristorante. Ecco, diciamo che nonostante ci sia tutto questo personale che l'albergo può avere, si può permettere, questo servizio impeccabile, tra l'altro qui
resiste, come dire, però la Miss non premia perché evidentemente manca qualcosa, nonostante un'offerta che altro che una stella Miss, ne parlerei più di 2 o 3, No, ecco, decisamente, no? Insomma, Ecco, diciamo come personale, come sala, come, sì. quindi visto che lo chef, poi io lo so e lo dico, è un cliente da vecchia data del Rosa Alpina. Ah sì, ecco, quindi, ma noi proprio, momentaneamente chiuso. esatto, adesso fermo momentaneamente, ma c'è sempre, per quanto concerne lo chef, c'è sempre Brunico. Ecco. Ah sì, sì. Ecco, si sarebbe spostato, stiamo aspettando appunto di vedere cosa succederà in questi appunto spostamenti di chef, che chiaramente se sono patrono si portano dietro un po' tutto, se poi invece lavorano per una struttura la cosa penso che sia un po' più dura, però noi facciamo i migliori auguri certo chiaramente a tutti e a sempre anche come dire, più stelle se si può e quindi sogni nel cassetto dello chef che ha deciso quindi di stare qui, non di aprire un proprio locale. No, in verità io sono sempre stato un uomo, mi sono sempre considerato un uomo d'azienda. Quindi azienda qui è avevo la fortuna di lavorare con un'azienda piuttosto importante che mi ha sempre lasciato abbastanza libero di fare ciò che credo. Ma no, il mio sogno è continuare a lavorare quindi un bel momento dell'attività di chef, un esempio. Adesso c'è anche la mostra del cinema di Venezia nel momento che stiamo facendo le riprese, non so, ancora non c'è il verdetto, ma ci siamo quasi, ecco, sabato mattina. Oggi. E quindi qual è stato un momento che possiamo, un cliente, una cliente? Ma noi abbiamo un collega. Tanti clienti magari non così noti più, ma che danno veramente molta soddisfazione. Per esempio l'altra sera in terrazza c'era Woody Allen, eccetera. Però diciamo così, più che Woody Allen c'era un signore, due signori anziani, uno dei due è un signore che ha presieduto l'Assemblea delle Nazioni Unite per tanti anni. Quindi l'architetto Pondi, che ne sbaglia parecchie, non nel suo ovviamente campo, quello dell'architettura e di funzionario del comune di Forlì, che avrebbe confuso appunto il Gritti col Monaco Gran Canaria. In effetti non siete molto distanti sempre qui sul Gran Canaria, sarebbe l'albergo preferito da sempre di Woody Allen. Questo però non toglie che poi, come dire, anche lui si è affascinato. Pranzo, quindi è chiaro che anche lì si rompe le scatole anche lui, ecco, quindi bene, no? Quindi un bellissimo esempio, anche perché tra l'altro lui si è presentato mentre Polanski ha mandato praticamente il cast italiano, quindi ha mandato Barbareschi, compagnia bella, mentre invece Woody Allen è ancora, potrebbe anche non essere l'ultimo film, sta cercando degli sponsor, non so se è la famiglia Benetton. Non lo so. In qualche modo mi è dato sapere, potrebbe essere un'idea però. Potrebbe essere. Quindi bene, di questi vini invece... Però dobbiamo ambientarlo a Treviso, il film di Woody Allen. Certo, è chiaro che penso, ha detto che comunque andrebbe anche in Islanda, farebbe anche un film in tedesco, da quello che so dalle interviste che appunto ho rilasciato, e quindi va a finire che noi la buttiamo là, perché non è la prima volta, come è successo con la pizza di Briatore, con uno chef si parlava di questa pizza costosa, allora lo chef, che poi è andato in TV da Vespa, praticamente insieme a Sorbillo e i Briatori in collegamento, praticamente dice no, ma la pizza qui dove stava Tor di Quinto, praticamente ce l'abbiamo anche noi abbiamo la pizza al tartufo che in stagione chiaramente costa come quella col pata negra, ecco, quindi adesso tra l'altro questo pizzaiolo si è spostato da Tor di Quinto, è andato in via Veneto a gestire una pizzeria, però ne parlavamo così, come adesso stiamo dicendo di questa operazione Woody Allen, perché effettivamente starà già pensando al nuovo film, ecco, quindi, perché quando si presenta un film chiaramente è finito tutto per i registi, ecco, quindi chiaramente si presenta e si riparte. Bene, quindi l'abbiamo detto, questo è un maschio. E se fosse una donna, i personaggi unisex, chi potrebbe essere? Sai che non mi viene in mente particolarmente. Cosa ha mangiato Woody Allen?
Ma mangia, lui di preciso non lo so perché non ha trovata da 10, ma lui mangia, devo dire, molto parco, molto poco, di solito mangia un brevettino, il ferro che ma un cliente anche molto tranquillo, non fastidioso. No, l'altro anno è venuto invece, qualche giorno mi ricordo che è venuta Gwyneth Paltrow e che ha mangiato un piatto non proprio, diciamo, leggero, i bigoli in salsa, che è questo piatto tipo veneziano, e poi ha chiesto la ricetta perché credo dovesse pubblicare un suo blog, non so se è cucina, che ha voluto la ricetta e ho detto guarda te, non avrei mai detto che un'attrice così... Beh, comunque Gwyneth Paltrow è una di quelle che in giuria magari a Cannes, visto che siamo a Venezia, c'è anche il Festival di Cannes, dove appunto le giurie si riuniscono al famoso ristorante La Palme d'Or, dove lo chef ha una moglie che prepara le ceramiche, quindi creano e c'è stata anche una creazione dedicata a Gwyneth Paltrow, sempre un'altra idea che qui potrebbero sviluppare, perché non so se i Benetton fanno anche cose di questo genere, perché loro fanno qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, vini, anche, producono anche vini, tra l'altro, si chiamano Minelli, con un N sola. Minelli, Villa Minelli. Bene, allora vi salutiamo, abbiamo scherzato chiaramente, qui dal Monaco Grand Canal con il nostro chef Traini. Saluti.